Ben ritrovate e ben ritrovati nello studio podcast di Sardegna Gol. Oggi siamo in compagnia di Francesco Agus dei Progressisti. Ciao Francesco, come stai? Ciao, buongiorno a tutti. Come sta andando questa campagna elettorale? Frenetica, questo è un lato positivo perché insomma quando i candidati hanno poco tempo è un buon segno, vuol dire che ci sono tante persone da incontrare. Proprio il vostro partito nel corso degli ultimi mesi è stato al centro delle polemiche per quanto riguarda prima il sostegno alla cosiddetta rivoluzione gentile di Renato Soru e poi a gennaio questo passaggio che per certi versi è stato considerato come repentino e quindi un vostro rientro all'interno del perimetro del campo largo. Qualcuno vi ha tacciato di essere un partito particolarmente opportunista. Voi come vi siete un attimo giustificati sia con la vostra base elettorale che poi anche Io sono nel centro-sinistra da quando ero alle scuole medie. La gran parte del gruppo dirigente dei progressisti ha la stessa storia. Noi non facciamo favori alla destra e questo è stato chiaro sin dall'inizio, sin da quando si è deciso di abbandonare il tavolo per ricercare di ricreare il centro-sinistra ampio per cui avevamo lavorato per 4 anni. Noi non abbiamo mai avuto intenzione di fare una ridotta destinata alla sconfitta, perché perdere significa spianare la strada alla peggiore destra che questo paese abbia visto al governo. Noi l'abbiamo visto in Sardegna con Solinas. Io capisco che non tutti abbiano fatto la stessa opposizione che abbiamo fatto noi alla giunta Solinas e non tutti abbiano avuto modo di accorgersi di quanto è successo in Sardegna in questi 5 anni. Noi però, per quanto ci riguarda, abbiamo sempre detto di non voler spianare la strada a quella riconferma. Abbiamo cercato sino all'ultimo di ricomporre il campo. Quando questo non è stato possibile, casa nostra non poteva che essere con le persone e i partiti con cui abbiamo fatto opposizione per questi 5 anni. Dispiace perché ovviamente a quest'ora probabilmente se fossimo riusciti nel nostro intento, cioè quello di ricompattare la coalizione, adesso si starebbe discutendo dei primi 100 giorni di governo del centro-sinistra. Non lo si sta facendo appunto perché purtroppo ci attende una campagna elettorale che sarà incerta sino all'ultimo giorno. Incerta ma non scontata nel risultato, perché quando a votare pensa di non recarsi alle urne oltre il 50% dell'elettorato, capiamo bene che anche l'opinione di 30.000 elettori, di 20.000 elettori, può essere centrale per il risultato. Proprio su questi famosi 100 giorni di ipotetico governo del centro-sinistra, del quale ancora non si è parlato per ovvie motivazioni che hai appena citato, nel caso invece di una vittoria del centro-sinistra, quali saranno i primi temi che proverete un attimo a portare avanti come coalizione di centro-sinistra, ma soprattutto voi come progressisti, e soprattutto anche voi cercherete di mettere mano subito alla riforma sanitaria come è avvenuto già nelle precedenti legislature, oppure no? Non serve una macro riforma sanitaria perché il sistema non lo reggerebbe. Il passaggio dalle 8 ASL ad ATS per poi tornare alle 8 ASL è stato distruttivo e adesso bisogna capire invece come intervenire sulla sanità territoriale e anche come riparare i problemi che si sono aperti, perché noi abbiamo oggi teoricamente 8 ASL. In pratica la maggior parte degli ospedali di queste ASL sono ormai ai minimi termini. Bisogna capire come fare in modo che a livello regionale non cessino di esistere le strutture vitali per salvare la vita ai sardi. Io penso per esempio alle strutture deputate all'urgenza. Ecco, oggi sono in gravissima difficoltà. Stiamo attenti perché, essendo un'isola, noi non potremo nemmeno fare riferimento alle altre regioni confinanti. Per noi la soluzione diventano i voli militari, come accade per alcuni pazienti pediatrici che nel cinismo di chi ci governa sono costretti appunto a quei trasferimenti pietosi, lo dico nel senso della pietà, e che dovremmo forse impegnarci tutti per evitare. Quindi ci sono degli interventi da fare subito. Un altro riguarda, sempre in tema sanitario, è la questione delle borse di specializzazione. Io sono stato primo firmatario di una proposta di legge approvata dalla maggioranza meritoriamente. Il promotore per quanto riguarda la maggioranza fu l'onorevole Oppi, che sposò anche quella nostra visione, anche andando oltre quello che avevamo pensato, nel senso che il numero di borse crebbe sino a raggiungere il massimo possibile in Sardegna. Il problema è che sono stati specializzati alcuni medici, quindi penso alla dermatologia, alla medicina legale, ad alcune specialità, e invece altre scuole sono rimaste vuote.
anestesia, pronto soccorso, chirurgia con posti vacanti. Ecco, dovremo cercare di capire come intervenire per specializzare quanto più possibile medici specialisti in quelle branche dove abbiamo carenza, piuttosto che creare appunto un surplus di specialisti in situazioni in cui magari siamo messi meglio come numeri. Quindi questo secondo me deve essere il primo obiettivo, quello da fare nei primi giorni. Poi un altro punto riguarda la burocrazia regionale, però è un argomento. Statuto. Sullo statuto, secondo me chi parla di una revisione dello statuto non ha ben chiaro quale sia l'iter per rivedere lo statuto. Intanto non passa dal Consiglio regionale, è una decisione parlamentare, quindi è il Parlamento ad approvare una modifica di uno statuto di una regione a statuto speciale. Dopodiché io rilevo come lo statuto dell'autonomia pecchi in quanto non applicato. Cioè, altre regioni, penso alle province autonome di Trento e Bolzano, hanno attraverso norme di attuazione dato peso allo statuto. Ogni singola riga è stata soggetta di una norma di attuazione concordata con lo Stato in maniera pattizia, che ha riempito di significato il dettato costituzionale degli anni 40. Quindi cosa si intende con la competenza in materia di scuola? Noi non l'abbiamo scritto, altre regioni sì. Cosa si intende per competenze in materia di enti locali? Noi non l'abbiamo scritto, il Friuli sì. E così noi siamo diventati la regione che in questi anni ha approvato meno norme di attuazione. E il divario è talmente ampio ormai da non essere colmabile. Rilevo solo che negli ultimi 5 anni non abbiamo approvato nemmeno una di quelle norme. Ecco, io inizierei da lì. Quindi c'è lo statuto, prima ancora di modificarlo, necessita di un'applicazione piena. E poi l'altro aspetto riguarda l'articolo 8, che è quello che riguarda i soldi, molto banalmente, che è un articolo decostituzionalizzato, cioè per modificarlo è sufficiente un comma di una finanziaria nazionale. Non serve una revisione della Costituzione. Se ne parla tanto, secondo me molti di quelli che ne parlano non hanno idea nemmeno di questo aspetto, per cui è centrale perché nell'articolo 8 c'è scritto che, per esempio, sanità e trasporti e continuità territoriale devono essere pagati con le risorse dei sardi, con le entrate. E io da lì partirei perché quell'aspetto secondo me è da rivedere. Però pensando proprio a questo aspetto, no? Perché quando parliamo di sanità, educazione, parliamo sempre di costi dinamici, costi che possono facilmente quindi aumentare sull'onda delle inflazioni, di altre emergenze, come è capitato anche nel costo del Covid, però alla fine non mi risulta che sia mai stata una sorta di quindi l'accordo con lo Stato a suo tempo, quando poi venne fatto a suo tempo durante il governo Soros, se ricordo bene, non fu posta una clausola salvo compensazione, quindi alla fine noi ci ritroviamo sempre a dover andare in deficit. Allora la sanità tenderà sempre ad aumentare i costi. Chi parla di una contrazione dei costi non ha capito qual è il vero problema. Cioè, noi qualche anno fa, quando sono stati introdotti i farmaci innovativi per l'epatite, per esempio, le altre regioni hanno avuto un fondo dedicato che hanno potuto utilizzare per pagare quei farmaci. Noi li abbiamo dovuti pagare utilizzando il bilancio regionale, ovviamente, avendo quella clausola. E nonostante ci sia questo impegno, quindi di pagare la sanità con le nostre risorse, non ci vengono concesse le deroghe necessarie, per esempio a dare incentivi ai medici per lavorare nelle zone disagiate. Fare il medico di medicina cioè di medicina generale in una città, sia essa Cagliari, Reggio Emilia o Padova, è abbastanza semplice, perché i 1300 pazienti necessari ad arrivare al massimale sono quelli di un quartiere, forse, di un rione anzi. E in Ogliastra, per trovare 1300 pazienti o 1300 bambini nel caso di un pediatra, bisogna girare 3 o 4 paesi, in strade disastrate, con una vita che molti ormai non vogliono più fare. Bisogna capire che in quanto isola con una condizione geografica, orografica particolare, dobbiamo poter avere delle deroghe. Non ce le danno, principalmente perché non le abbiamo chieste. Abbiamo fatto l'errore a volte di chiedere deroghe sulla sicurezza, cioè quando noi chiediamo deroghe per permettere a centri nascite di stare in piedi, di essere aperti sotto la soglia di sicurezza, non stiamo facendo un favore a quelle popolazioni, secondo me almeno. Stiamo mettendo in pericolo la vita di madri e pazienti e nessuno vuole oggi essere curato in una sanità di serie B. Tutti hanno diritto alla serie A.
bisogna capire come garantirla anche in territori a bassa densità di popolazione. Riflettendo su questo diritto alla Serie A, io guardo un attimo i dati della produzione legislativa del legislatore di quest'ultimo mandato. Si può subito vedere, guardando alcuni elementi, che diciamo sia in termini qualitativi che quantitativi questo Consiglio regionale non ha lavorato meglio del precedente. Per esempio, nella 15ª legislatura sono state 187 leggi approvate contro le 129 dell'attuale, delle quali 19 addirittura impugnate dal governo nazionale, tra cui anche quello cosiddetto amico. E soprattutto anche guardando l'attività delle commissioni, le 1997 della precedente legislatura siamo scesi alle 867 sedute delle commissioni permanenti di questa legislatura. Cosa è successo? Sono degli incapaci, perché altrimenti se ruotiamo attorno alle parole c'è il rischio di non essere compresi. Non si tratta di destra o sinistra. Io avrei voluto criticare da sinistra politiche di destra portate avanti da questo governo. La realtà è che non è stato fatto niente. Di quelle 120 leggi, la maggior parte sono correzioni di leggi precedenti scritte male. La realtà è che in questa legislatura non è stata fatta una legge decente. La maggior parte sono state oggetto di impugnazione e anche lì per 3 anni e mezzo il governo che li ha impugnate era un governo amico, perché tolto il periodo del governo giallo-rosso del Conte 2, durante tutta questa legislatura la Lega è stata al governo del paese, il partito di Solinas, e ha impugnato praticamente tutto. Il piano casa è stato impugnato in quasi tutti gli articoli, ma non perché fosse di destra, perché era scritto male, era una boiata epocale che ci dovrebbe avere il pudore di non fare entrare in un'assemblea legislativa. E poi perché anche il ritmo dei lavori si è tarato sui ritmi di quelli di un'assemblea di condominio, ma di un condominio malfamato, dove è difficile riunire i consiglieri, dove manca sempre il numero legale, dove si litiga per cose assurde. Io ricordo una volta 6 ore di sospensione perché la maggioranza non si metteva d'accordo sulle spezie che era possibile utilizzare negli agriturismi. Tutto questo con le liste d'attesa che ormai ti fanno attendere 2 anni per una visita. Però si parla di spezie, si parla di tartufi come l'altro giorno, di ippica come 2 mesi fa. Insomma, è un consiglio che guarda molto lontano rispetto alle priorità dei sardi. Proprio su questo aspetto, osservando un attimo i lavori di quest'ultima legislatura, ho sempre notato una grandissima problematica che molto spesso non viene compresa fuori dal palazzo. La rappresentatività fatta salva la rappresentatività dei territori. Capita molto spesso che questo o quel consigliere e consigliera portino avanti delle proposte di legge troppo localizzate, piuttosto che magari pensare a una stessa problematica che può accomunare gli artigiani di Sassari, di Cagliari, di Oristano. C'è sempre questa sorta di parcellizzazione dell'interesse, ovvero la proposta di legge per gli agricoltori dell'Oristanese rispetto a quelli che magari vivono nel Sarrabus. C'è un problema di fondo alla fine, una capacità anche del legislatore di capire esattamente le problematiche del popolo sardo in un'unica dimensione. Mancano i partiti. Io lo faccio risalire a questo, cioè il problema principale. Quindi in Consiglio regionale vengono eletti perché il sistema elettorale predilige questo tipo di possibilità. Vengono eletti portatori di interesse che a volte hanno un elettorato circoscritto in pochi paesi e non sono nemmeno supportati da una struttura di partito che è capace di capire prima di altri che magari lo stesso problema ce l'hanno a Sassari, a Oristano e nel Cagliaritano, e serve uno strumento regionale, non una legge spot che individua magari con nome e cognome un territorio. Quindi ciascuno presenta proposte per il proprio territorio e il risultato è che il più delle volte quelle proposte non vanno avanti, perché senza uno strumento regionale si fatica magari anche a fare l'interesse del proprio paese. Su tutto parlano le finanziarie a cui ormai sono allegate un elenco di opere col nome e cognome. Nessuno ha valutato effettivamente se quell'opera fosse necessaria, fosse prioritaria, se fosse più utile magari riparare un ponte in un paese o fare una piazzetta nel paese accanto che magari ne aveva già 2, che fosse utile aprire un teatro in un comune
non accorgendosi magari che nel comune a 5 km di distanza ce ne fosse già un altro chiuso per mancanza magari di spettatori in alcuni casi. Ecco, ci sono quei ragionamenti che secondo me necessitano di una struttura partitica, di un ragionamento regionale almeno, e invece purtroppo nel Consiglio regionale non è stato in grado di farlo, almeno in questa legislatura. Secondo te l'idea di un sistema elettorale che privilegia chi prende più voti può essere, diciamo, un'alternativa? Per esempio, 60 consigli regionali entrano quelli che prendono più voti, a prescindere dalla rappresentatività dei territori. Ecco. Io credo che sia stato un errore eliminare del tutto un collegio regionale, cioè ci sta che una parte di consiglieri sia eletto in un collegio provinciale. Non ci sta che in tutto il Consiglio regionale non ci sia nessuno capace di parlare da Cagliari a Santa Teresa di Gallura, perché poi il consigliere regionale dovrà prendere decisioni che esuleranno dal proprio collegio regionale. Cioè il problema dell'industria del Sulcis, del fatto di avere il Sulcis e il Medio Campidano, che sono due tra le province più povere d'Europa, è un problema che deve riguardare tutti, anche chi vive a Cagliari e chi vive a Sassari. Sarebbe utile un sistema elettorale che rendesse giustizia anche a quei consiglieri che magari si occupano di tutta la Sardegna e non soltanto del loro collegio o del loro quartiere, come avviene a volte. Passiamo invece alla futura competizione comunale. Proprio ieri il numero 2 del partito di Matteo Salvini, Andrea Crippa, ha dichiarato che sarà la Lega a indicare il nome del candidato sindaco. Secondo alcune indiscrezioni si parlerebbe proprio di Alessandra Zedda, ma dall'altra parte, come è stato rilevato anche nella presentazione delle liste dei candidati, Massimo Zedda ha deciso di non candidarsi. C'è una volontà da parte del Partito dei Progressisti di portare per la quarta volta consecutiva, se ricordo bene, il nome del candidato sindaco di Cagliari. Massimo Zedda ha dato la sua disponibilità, l'ha data in Piazza Galilei, nella piazza antistante alla sede del Partito Progressista, diversi mesi fa, prima ancora che fosse scelto il candidato presidente del campo largo, del centro-sinistra, e quella disponibilità rimane in campo. È una disponibilità anche per fare le primarie, quindi non abbiamo mai detto o con noi o morte, anche per una questione di coerenza. Noi avremmo voluto fare le primarie per la regione, secondo me ci saremmo risparmiati molti mal di testa, e Massimo è stato eletto la prima volta dopo aver fatto le primarie, e per cui quella disponibilità rimane piena. Noi presentiamo la candidatura di Massimo perché lo consideriamo il suo nome la più solida alternativa al centrodestra che ha distrutto la nostra città in questi 5 anni, e crediamo anche che si possa costruire sul suo nome una vittoria elettorale che sarebbe, epocale vista la situazione del centro-sinistra a livello nazionale. Per cui questi sono ragionamenti che faremo il giorno dopo le elezioni, però abbiamo sempre deciso in questo campo di giocare a carte scoperte, quindi il nome di Massimo è sul tavolo da mesi ed è sul tavolo nella chiarezza. Ma non credete che potrebbe essere un'ulteriore occasione per lacerare ulteriormente il centro-sinistra? Penso per esempio ai numeri del Partito Progressista, diciamo che all'interno del centro-sinistra presenta una forza minoritaria, però proporre per la quarta volta consecutiva un nome vostro potrebbe creare qualche malumore questa volta rispetto alle precedenti? Ma io faccio una valutazione che parte da un dato. Il sindaco lo eleggono gli elettori, i cittadini, non lo decidono le segreterie di partito. Se le segreterie di partito si dovessero accordare al ribasso per un nome non condiviso dalla cittadinanza, non apprezzato dalla cittadinanza, per lui non ci sarebbe possibilità. Il sindaco non lo fa il consigliere d'opposizione. Questo è il punto di partenza di ogni ragionamento, e lo dimostra anche come sono andate le elezioni amministrative negli ultimi anni. Spesso le segreterie di partito si sono accordati su nomi che non avevano appeal, non erano nelle corde dei cittadini, e quelle persone non sono diventati sindaci. Per cui aspettiamo appunto la fine delle regionali. Io spero di poter ragionare il giorno dopo una vittoria elettorale alle elezioni regionali, tanto a livello regionale quanto nella città di Cagliari, che
è anche quella che esprime il candidato presidente dell'opposizione, che non è Giorgia Meloni, è Paolo Truzzu, anche se nei manifesti, anche nella sua città, ha deciso di non far capire di essere candidato. E per cui questo è il ragionamento che stiamo portando avanti. Pensando al candidato del centrodestra, Paolo Truzzu, secondo alcuni osservatori non sarà un candidato indipendente da Roma, secondo altri a Cagliari non ha amministrato in questi 5 anni con dovizia di risultati. Voi che cosa ne pensate di questa candidatura? Ecco. Lo ha dimostrato in questi 5 anni in cui non ha mai trovato la forza di reagire contro un presidente della regione che sistematicamente ha demolito la città di Cagliari, anche di fronte a cose gravissime. Io faccio qualche esempio adesso. L'unico ospedale chiuso in Sardegna, che è stato chiuso durante la pandemia, è stato il Marino di Cagliari, nella sua città. Questo ha creato dei problemi enormi a tutti i pazienti ortopedici. Sono spariti 50 posti letto, non sono stati recuperati né al Bruzzo né al Policlinico e oggi la principale emergenza è per i pazienti traumatologici che non hanno un posto letto e che ormai non hanno più nemmeno i letti. All'ospedale Bruzzo da poco sono stati costretti a utilizzare le lettighe della camera mortuaria per poter far sdraiare i pazienti ortopedici che ormai arrivano da tutta la Sardegna. Quella chiusura, per esempio, è stata fatta senza che il sindaco battesse ciglio, e lo stesso ha fatto quando hanno demolito l'ospedale microcitemico, passandolo da un'ASL all'altra come se si trattasse di un giocattolo. Quello ha creato problemi gravissimi a pazienti oncoematologici e sono problemi ancora non risolti, e il sindaco non ha detto niente. I pronto soccorso sono ormai vivono nel caos e ci vogliono almeno 9 ore per una visita, e non ricordo un suo intervento semplicemente per dire alla sua maggioranza regionale avete sbagliato tutto. E questa incuria ha riguardato tutti i settori. Io ricordo che in questa legislatura si è demolita la città metropolitana di Cagliari, che nasceva in origine come una città metropolitana di 17 comuni, tarata per le esigenze di chi vive l'area vasta. La prima azione di questa maggioranza è stata trasformarla in una provincia con il nome città metropolitana di 77 comuni. È chiaro che le esigenze di trasporto che ci sono da Sinai a Maracalagonis e Cagliari sono molto diverse da quelle che ci sono sino al Sarrabus Gerrei o a territori molto più lontani. Tra l'altro, nel mentre il sindaco stava varando un piano, il piano della città metropolitana, quel piano è carta straccia, lo ha deciso la sua stessa maggioranza. Un altro caso riguarda la scuola, l'ultimo è lo stadio. La scuola, recentemente ho sentito un'assessora comunale gioire del fatto che a Cagliari non ci sarebbe stato il dimensionamento scolastico. Si è creata un'autonomia scolastica con 1300 bambini, a 4 nomi, Randaccio, Tuveri, Colombo, e tutto questo senza che il sindaco abbia detto niente. Ci sono altre realtà in Sardegna dove i primi cittadini hanno minacciato ricorso e si sono quasi incatenati davanti al provveditorato. E il sindaco di Cagliari ha lasciato che tutto avvenisse sulla sua testa. L'ultimo punto è lo stadio. Se oggi possiamo ragionare sullo stadio è solo perché a voto segreto hanno approvato un nostro emendamento, vi ricorderete, che scorporava il progetto del nuovo stadio, il finanziamento del nuovo stadio, a quel maxi piano di opere pubbliche caro al presidente Solinas e che avrebbe bloccato per sempre il nuovo stadio. Io questi 5 anni ho visto un sindaco che non ha fatgli interessi della nostra città. E da presidente della regione, spero di no, non penso che sia in grado di mantenere gli interessi della nostra regione contro un governo nazionale amico. Era amico in teoria anche il presidente della regione e poi abbiamo visto come è finita. Proprio su 2 temi cavalli di battaglia del centrodestra, ovvero sicurezza e decoro. Secondo molti esercenti, molti cittadini, negli ultimi 5 anni la città di Cagliari è diventata sempre più sporca, sempre più insicura. Guardiamo quello che è successo quest'ultimo mese, Capodanno, con un centro storico completamente messo, diciamo, non proprio a ferro e fuoco, ma comunque reso non vivibile da tutta una serie di avventori, mancanza di presidio del territorio, e soprattutto anche la pulizia del centro storico che, diciamo, a detta di molti esercenti pubblici non è come quella vista negli anni passati. Anche sotto questo profilo si può rilevare qualche elemento che potrebbe anche essere, diciamo, critico per un eventuale governo della regione. Lo hanno rilevato tutti i cittadini. Su sicurezza, decoro urbano, che erano poi cavalli di battaglia di quella campagna elettorale che
e 5 anni fa vinsero per 100 voti, perché alla fine quello era se ricordo bene 80 mi pare. Sì, con 80 voti in più saremmo andati al ballottaggio, avremmo visto un'altra storia. Però ricordo che ci fu una mistificazione sul decoro della città e sulla sicurezza che colpì molto e che appunto fu la vera chiave di volta di quella campagna elettorale. Su quei settori ha tragicamente fallito. E lo dico con rammarico, perché da cagliaritano avrei voluto poter dire il contrario, avrei voluto potergli lasciare l'onere di una vittoria almeno in quei settori. La città è peggiorata. Non dico che si sia passati da Smallville a Gotham, però ci sono quartieri della città dove 5 anni fa si camminava in serenità e a qualunque ora del giorno e della notte, e che oggi, diciamo, per una ragazza sola magari sono sconsigliabili. Ecco, quando inizi a sconsigliare a una ragazza di camminare in alcuni quartieri vuol dire che hai già perso sul fronte della sicurezza. Per non parlare della pulizia. Cioè, 5 anni fa c'era il problema di una differenziata che doveva andare a rodaggio, che doveva avviarsi. Adesso, dopo 5 anni, possiamo parlare di fallimento, di costi che crescono, perché la Tari non è diminuita, ma anzi è cresciuta, e la soddisfazione dei cittadini è peggiorata. Da osservatore esterno, ma anche rappresentante della minoranza dell'opposizione, come hai giudicato il processo di ufficializzazione della candidatura di Paolo Truzzu? Si è iniziato, diciamo, quel famoso tira e molla nel mese di novembre tra il presidente Solinas con la Lega e poi dall'altra parte Fratelli d'Italia e altri alleati. E poi alla fine si è arrivato al mese di gennaio con tutta una serie di incontri, poi culminati poi con la caduta da Roma. Come l'hai vista? Come l'hai vissuta questo processo? Avrei scommesso qualunque cosa sul fatto che poi avrebbero trovato l'unità. Conosco il centrodestra della nostra regione e so che cinicamente sarebbero disposti ad accogliere, cioè a mettere insieme tutto e il contrario di tutto. E nessuno stimava l'operato del presidente Solinas. Ieri un sondaggio gli attribuiva il 20% di appeal nell'elettorato, che più o meno coincide anche con le rilevazioni del Sole 24 Ore, che lo mette sempre all'ultimo posto tra i presidenti. Però non ricordo il partito dell'attuale candidato essersi differenziato. L'hanno fatto, ve l'ho detto, una volta a voto segreto, quando sullo stadio qualcuno ha trovato il coraggio, nel chiuso della cabina, di votare contro il presidente. Per tutta la legislatura sono stati degli yes men. C'è chi ha votato in giunta le delibere, anche quelle più compromettenti, c'è chi in consiglio regionale ha votato qualunque cosa. Hanno avuto 5 anni per differenziarsi e poi invece hanno preferito fare altro. E il risultato è che poi, attraverso quello che è una decisione romana, ma è nelle corde, tutti i candidati presidenti del centrodestra sono stati decisi in quel modo. Semplicemente il nuovo equilibrio ha deciso che dovesse appartenere a Fratelli d'Italia la scelta e non alla Lega. Quindi sappiamo qual è la minestra che stanno sottoponendo i sardi. Invece delle venete a guidare la sanità sarda, magari nella testa di Truzzo ci troveremo qualche romano, qualche parente di qualcuno, visto che mi sembra che l'andazzo sembra questo a Roma. E secondo te potrebbe essere questa la leva, la base dell'attuale tenore della campagna elettorale di Paolo Truzzu, che ha parlato di uno slogan, quindi insomma questa continuità che è difficile da nascondere, da sotterrare, quindi questa, diciamo, assenza anche in diversi appuntamenti pubblici che si stanno susseguendo nel corso degli ultimi giorni qui in Sardegna? Sa di avere delle liste forti di gente che in gran parte lo detesta, nel senso che è gente che avrebbe in parte preferito avere un altro presidente, che però per logiche di potere lo sosterrà e porterà il suo voto a sostegno della sua candidatura. Il giorno dopo succederà quello che è successo in questa legislatura, se dovesse davvero vincere, perché quella non è una candidatura costruita sui programmi, è una candidatura costruita per prendersi la regione semplicemente. E il suo input è quello, probabilmente, di evitare di esporsi, perché ovviamente nessuno slogan e nessun contenuto, perché qualunque slogan e qualunque contenuto potrebbe far storcere il naso a qualche alleato. È chiaro che andando in continuità con la gestione pessima di Solinas, voti non se ne prendono,
Però parlando di discontinuità magari si rischia di perdere il consenso di qualche grande portatore di voto che in quel partito c'è e continuerà a sostenerlo, per cui mi sembra solo questo la strategia, ecco. Perfetto, ringraziamo Francesco Agus per essere stato con noi, noi ci rivediamo al prossimo podcast. Grazie a presto. A presto.